to make you see. Don't apologize for what's in your dreams. Maybe this time will be different. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono nei clan Falange per fare una guerra. Non una guerra normale, ma con una guerra un pochino più speciale, in quanto, andiamo qua sopra. Allora, abbiamo Harry Free, uno dei migliori giocatori italiani nel mondo, e Chiorico lo stesso. E siamo contro dei giapponesi. Questi giapponesi non sono, come dire, non sono delle mezze pippette, perché in quanto loro sono... hanno anche loro un top player che ha 4000 coppe, perciò è... Ah, la madonna, l'hanno fottuto! Allora, questa è una guerra top player italiani versus top player giapponesi. E andiamo subito a vedere come sta andando. C'è da dire che, allora, a me mi hanno fatto il solletico, 45%, e l'Italia li sta a round effettivamente. Allora, manco ancora io da attaccare, vabbè, attacco il 24 dato che non ho il re. Speriamo di non fare fail. E che cazzo, è una mezza pippetta. Allora, vediamo se la batteria della mia fotocamera non si scarica in questo momento. E andiamo ad attaccare. 1, 2, 3, 4, 5. E messi i golemini. Ragazzi, ho anche le truppe sbagliate qua. La miseria, mi benediscono. E perché non scendono più le truppette? Dai, scendi anche te, Queen. Bravi. Entrate dentro, se no vi benedisco io se non entrate dentro. No, aspettate. Bella furietta, entrate dentro, devastate tutto. Allora, se non faccio 2 stelle sono pirla. Effettivamente sto diventando pirla, perché non hanno preso ancora la Inferno Tower. Dai, prendete Inferno Tower. Ok, Inferno Tower non rompe più il Zeb. No ragazzi, aspetta, dove sta andando la mia regina? No ragazzi, regina non fare giro. Qua mi incazzo. Bomba gigante di sta Zeb, minchia. Mi sta facendo incazzare la mia regina. Brava, take dei Town Hall. Se non prendevo il Town Hall facevo una figura del Zeb. Bravi. E vabbè, c'ho ancora sti golemini che fanno un giretto. Purtroppo le 3 stelle non gliele faccio, dato che non ho il King. Faccio 2 e mi accontento. E quella... ho preso anche il municipio. Allora, le Tesla mi stanno benedicendo i golemini. E ancora una Inferno Tower attiva. Erano 3 stelle se avevo il re, effettivamente. Erano 3 stelle. O forse ce la facciamo anche senza King, dai. No, c'è ancora la regina in vita che mi rompe. Purtroppo Kai fa solo un misero 2 stelle. E salviamo la regina. E andiamo subito a vedere gli attacchi più belli che hanno fatto i Falange. Intanto li facciamo salutate YouTube. E speriamo che non ho preso un bersaglio già prenotato. Allora, vediamo sti qua. Qual è un attacco bello da far vedere, ragazzi? Allora, andiamo su eventi di guerra. Ciao YouTube, salutano, belli questi, bravi. Allora, andiamo a vedere statistica di guerra. Bran ha fatto un bellissimo attacco, secondo me. Io non me lo sono visto in live, ma quando sono andato a vederlo ho detto wow, cazzo, ma avrà fatto una misera stella. Invece è stato bravissimo, ha fatto bene 2 stelle, dato che aveva persino i golem al 4, è riuscito a farne 2, è stato veramente bravo, però aveva i packer 5. Ok, andiamo dentro, facciamo per 2, e qua questa bella assalto l'ha messa veramente bene. E dopo qua la Gelo ha fottuto le 2 inferno ed è entrato dentro per prendere il Town Hall. Non mandare messaggi quando registro, grazie. E vabbè, il Town Hall è stato easy, ma in questo caso io non avrei mai detto che avrebbe fatto anche la seconda stella del 50%. Non mandatemi messaggi quando registro, ragazzi. E la regina si è fatta benedire. E allora vediamo ancora che Bran ha ancora 3 arcieri e uno sgherro, e vedremo con queste 3-4 truppette farà il 8% restante per prendere il 50%. Perciò veramente un grande mito. Facciamo per 4 e 30 secondi gli mancano. E vabbè, 47, 48, 49 e 50. Perciò salutiamo il nostro amichetto giapponese. Purtroppo non so leggere il tuo nome, ti chiamerò numero 21. Cambia villaggio.
Ora vi faccio vedere una difesa, una mia difesa, dato che ho vinto alla grande, dato che sti giapponesini volevano fottermi ma non ce l'hanno fatta. Allora, cosa ha fatto il nostro amichetto giapponese numero 7? Allora, lui voleva benedirmi con qualche Valkyria, cos'è? Una Go Wii Wii P, non so come si chiama perché ho messo anche le Valkyrie. Vabbè, innanzitutto prende le mie truppe di difesa che escono per farsi benedire. E aspetta, non è ancora benedette. Come le benedice? Con l'acqua santa? No, mi ha benedito con le streghe questa, furbacchione. Successivamente butta due salto così perché gli andava. Jumping, voleva saltare questo qua. Però, come dire, what the fuck, l'ho penetrato io. Cioè, il suo re che fa un bel saltino, entra dentro per distruggermi la queen e vuole distruggermi la Inferno Tower. Intanto, bravo, il re stavolta è stato bravo, è uscito. E facciamo 24 contro 20. E fuck, mi sono fatto bene a dire 20, re a 24. Allora, il re è ancora in vita. Purtroppo secondo me sto qua è stato stupido, dato che ha messo il salto qua, che proprio il re è uscito, se no sarebbe entrato dentro a prendere il town hall. E voilà, gli eroi si sono fatti benedire e Kai ha vinto una difesa. Ragazzi, guardate, vabbè, tanto non lo faccio vedere su schermo. Una grande difesa, 45%. Successivamente vi farò vedere un attacco di Harry Free. Eh sì, allora, Harry Free, andiamo a salutarlo. Allora, andiamo su migliori giocatori locale. Harry Free attualmente è l'8º in Italia, perciò tanti like. Allora, andiamo a vedere un suo attacco. 9, andiamo a vedere il 9. 9, 50%. Allora, la madonna, anche tu Maxatino, Maxatello, perché mandate messaggi? Allora, la stessa la madonna ha fatto scattare una bomba gigante e qua si entrano benissimo con i 5 golem. La tecnica dei 5 golem l'ho provata anch'io poco fa, l'ho fatto vedere in live, l'attacco è veramente bellissimo, cioè funziona ragazzi. Dopo soprattutto se avete gli eroi a 40, qua vi sfondano che è una meraviglia. Facciamo per 4, allora una volta entrato dentro l'Inferno Tower fanno solo il soletti con i nostri golem, mentre dietro abbiamo gli eroi e i maghetti che fanno il lavoro sporco. In questo caso il re prende il town hall, no, non è stato il re, e che cazzo ha fatto un salto? La madonnina, 35%, abbiamo ancora l'abilità della regina. Sì, bell'attacco Harry. E 42, siamo a 42 e 50, vediamo come se lo prende il 50%. Ragazzi, lasciatevi sempre qualche truppetta di... mamma mia, questo qua, guardate quanta strozzetta, si è lasciata una Tesla. E ha messo in panico il nostro amico Harry Free. E no, invece furbo Harry ha trovato i punti morti e li fa 50%. Yeah. Good job. Perché la mia fotocamera non mette a fuoco? Vabbè, torniamo a casa. Ora vi dovrò far vedere gli attacchi di Chiorico, perciò lasciatemi tanti like. Attualmente non ho ancora fatto l'attacco, perciò ci vediamo dopo. Ragazzi, come promesso vi porto anche un attacco di Chiorico. Questa volta ve lo porto in live, ragazzi. Allora, cosa fa il nostro amico Chiorico? Ha buttato 5 golem, ci sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, l'altro è sopra. Allora, successivamente mette i maghetti per entrare dentro. E cazzo, gli eroi a 40, qua si sfonda che è una meraviglia, ragazzi. È una Go Wii Wii e si entra, ragazzi. Ha messo gli eroi, si entra. Allora, vediamo, all'inferno sono usciti i arcieri dal castello, ma non fanno niente i nostri eroi, dato che sono a 40 effettivamente. Non so se il nostro amico si riesce a difendere, perché Chiorico li sta aprendo benissimo il sederino. Town Hall è stato già preso. Easy ragazzi. Allora, ha preso il Town Hall, vediamo se riesce a distruggere anche la seconda Inferno Tower. Dai, mettila. Ha già messo l'abilità del re, peccato. Penso che non sia un 3 stelle, perché ai un'altra bomba gigante qua scoppia. Purtroppo gli eroi stavolta hanno fatto un percorso sbagliato e non sono riusciti a prendere il 3 stelle, però il 2 stelle è stato easy ragazzi. Come si fa? C'è troppo pro, ragazzi. Un villaggio così maxato, 2 stelle, easy. Complimenti a Chiorico.
Allora, vediamo che muore anche la regina, però il nostro amico Chiorico ha ancora 4 aceri. Penso che li userà proprio. Allora, io taglio e vi faccio vedere l'ultimo attacco. Ragazzi, l'ultimo attacco che vi farò vedere sarà sicuramente quello di Cremisi. Allora, lui ha fatto ben 3 stelle su 24, lo stesso numero che ho attaccato io. In questo caso lui ha usato la tecnica dei cinesi, infatti mette 2 golem per entrare dentro un pochino e distrugge un pochino le difese. Successivamente manderà i mastini. Basta mandarmi messaggi quando registro. Allora, poi vedremo, sarà sicuramente un attacco della miseria, perché prende innanzitutto una difesa aerea per distruggerla e, come ho già detto prima, manda i mastini per entrare dentro. In questo caso devo fare ovviamente i complimenti a Cremisi che ha fatto 3 stelle. Io purtroppo con la mia Go Wei Wei non sono riuscito a fare 3 stelle. Allora, in questo caso fulmina le truppe di difesa. Ancora la regina delle cere che avrebbe potuto fare persino la prima stella. Anzi, aspettate ragazzi. Fa la prima stella del town hall con la regina. Caspita, veramente complimenti, complimenti. Successivamente manda le mongolfiere per entrare dentro. Basta mandare messaggi mentre registro. Devo disattivare le notifiche di WhatsApp. Come vediamo ha fatto un attacco veramente della miseria. Gli avanzavano ancora qualche mongolfiere e qua sono state 3. Aspetta, c'è un goblin. C'è un goblin. Oh ragazzi, c'è un goblin dietro qua che sta distruggendo. Mamma mia. Cos'è una golem baby, non so come si chiama questo attacco, però ha un casino di truppe. Torniamo a casa. Allora ragazzi, il video di oggi finisce qua, però non è proprio finito, dato che siamo in clan war contro cinesi. Questi qua ci apriranno bene il culo, ma apriremo anche bene il loro sederino. Allora io vi do appuntamento alla prossima volta per questo video, perciò continuate a seguirmi e noi ci vediamo al prossimo video. Esci Giada! Esci cazzo! Esci cazzo! Esci! Oh,